Terza corsa sono in 7 cavalli di 2 anni al via, prova incertissima. Per i puledri non c'è Cosmo Spritz, con diversi problemi nelle sgambature. Si va al via all'1 Cedrina Jet, 2 Cocò GSO, 4 Clivia di Poggio, 5 Cosimo I Cla, 6 Chanel delle Selve, in seconda fila 7 Corcovado, 8 Comandante V. Allineamento che si è completato. I cavalli sono ben allineati dietro la macchina. Si va in partenza. Clivia di Poggio, sbaglia Cocò GSO. Clivia di Poggio al comando, all'esterno Chanel delle Selve, Cedrina Jet lungo la corda, è partito bene dalla seconda fila Comandante V che cerca di scavalcare Corcovado per parcheggiare alla corda, riesce nella manovra, resta di fuori invece Chanel delle Selve visto che lungo la corda si insinua Cedrina Jet che mantiene la seconda posizione lungo i birilli, avanti a Comandante V, Chanel delle Selve che deve retrocedere. Trova posto forse quarta alla corda perché Corcovado vuole scoprirsi. Primi 200 metri in 15 con Clivia di Poggio all'avanguardia nei confronti di Cedrina Jet, Comandante V all'esterno Corcovado, 400 in 31,5. Si va davvero con molta calma. Clivia di Poggio ha preso la testa quasi senza spesa, ha preso in mano Edoardo Baldi che cerca di risparmiare il più possibile lungo il percorso. Cedrina Jet è seconda alla corda e all'esterno risale Corcovado. I primi 600 sono passati in 48,2, si viene al passaggio davanti alle tribune, terza alla corda Comandante V, Corcovado che insiste all'esterno, poi Chanel delle Selve, Cosimo I Cla. Passaggio davanti alle tribune con lo schema di gara che cambia perché Comandante V va a fare la seconda pariglia alle spalle di Corcovado. 1,3 per gli 800 metri iniziale, Clivia di Poggio leader nei confronti di Cedrina Jet, all'esterno Corcovado che si trascina Comandante V, poi sempre Chanel delle Selve e Cosimo I Cla, il primo chilometro, passato in 1,18,7 con 15,6 per la curva di destra, Clivia di Poggio che ribatte alle offensive da parte di Corcovado, che come al solito è pigro e va sempre punzecchiato dal proprio guidatore. 14,9 la dritta di là, 1,33,6, 3/4 di miglio, Clivia di Poggio in vantaggio, insiste all'esterno Corcovado, perde la pariglia Comandante V. Lungo la corda c'è sempre Cedrina Jet in attesa dell'open stretch, poi si avvicina Cosimo I Cla, l'ultima curva passata da Clivia di Poggio in 15,2, viene in retta, arriva in vantaggio, cerca l'open stretch, Cedrina Jet a centropista, insiste Corcovado, Clivia di Poggio in vantaggio, insiste Corcovado, va di dentro Cedrina, ma Clivia ancora in vantaggio, arriva forte Cosimo I Cla sul palo, Clivia di Poggio che vince nei confronti di un ventaglio di 4, con Cosimo I Cla che all'esterno forse potrebbe anche aver preso il secondo. Clivia di Poggio e Edoardo Baldi che portano a casa il successo per la scuderia Birkin, proprietaria della figlia di Royalty for Life, che vince nei confronti di un ventaglio a 4, c'è fotografia per il secondo posto. 2,3,5 il totale, il successo di Clivia di Poggio. Andiamo a vedere nelle immagini il secondo che dovrebbe essere di Cosimo I Cla, avanti forse a Cedrina Jet, ovviamente sono molto molto vicini, lasciamo il verdetto al giudice d'arrivo. Quel che è certo è il successo in testa per Clivia di Poggio e Edoardo Baldi.